Piccole pievi o chiese campestri nascoste tra i campi o tra le colline di paesi o borghi di cui si è persa la memoria, come Togliano, Lavariano, Albana, Gualso, Selda di Trivignano, Tavella di Madrisio. Il Friuli è puntinato di questi appartati luoghi di culto, che risalgono nel loro aspetto attuale alle età più diverse, tra il Medioevo e il Rinascimento, ma che sovente erano costruiti su precedenti insediamenti religiosi di epoca romana, i quali, a loro volta, insistevano spesso sugli stessi luoghi sacri dei popoli preromani che abitavano questa terra, veneti o celti che fossero. In ogni caso, questi manufatti, modificati, ampliati, spesso stravolti attraverso le epoche, poggiano sugli stessi terreni che furono scelti 3 o 4 secoli prima di Cristo dalle genti indoeuropee che si erano stanziate nel Friuli protostorico. È come se i ministri del culto di tutte queste civiltà che si sono stratificate le une sopra le altre riconoscessero a quei luoghi la stessa energia divina e soprannaturale. Oppure più prosaicamente, chi è venuto dopo ha voluto affermare il proprio dominio temporale e spirituale su chi c'era prima, cancellando i luoghi di culto, una delle espressioni più intime e particolari della cultura di un popolo, per insediarvi i propri. Una brutale esibizione di forza, la più brutale ed incisiva che possa esserci. Le chiesette campestri sono testimoni di una religiosità ancestrale, legata alla terra, al ciclo delle stagioni, delle semine e dei raccolti. Erano le mete degli antichi percorsi delle erogazioni, gli ex voto attraverso i quali si chiedeva fertilità per la terra e salute per gli uomini, testimonianza anch'esse della continuità con le civiltà e i culti precristiani. L'architettura di queste pievi risorse più volte dalle macerie, uniformandosi nel corso del XVI secolo ad uno schema costruttivo fisso, fondato su una pianta rettangolare, una copertura in travi a vista e la facciata, rivolta a occidente, sormontata da un piccolo campanile a vela. Contengono sovente gioielli nascosti, riportati alla luce per puro caso, come cicli di affreschi realizzati da oscuri ma geniali pittori. Le frequenti pestilenze che flagellarono il Friuli resero sovente obbligatoria la disinfestazione, realizzata tramite numerose intonacature interne a calce viva, che provocarono la scomparsa delle decorazioni delle pareti. Alcune di esse sono oggetto di racconti fantasiosi o celano qualche mistero di difficile interpretazione, come la chiesetta di San Zenone, nascosta tra le querce e i carpini su una collina vicino a Sequals, dove c'è chi sostiene che in alcune notti si possa sentire un coro di voci ovattate intonare canti gregoriani. O come lo strano affresco della chiesa di San Lorenzo a Valvasone. Sulla parete di destra, appena poco dopo l'entrata, è dipinto un diavolo con sembianze femminili. Secondo gli storici dell'arte, questa nera figura è stata così dipinta per rappresentare la peste del 1348. L'autore rimane ignoto, ma nel raffigurare la diavolessa incatenata dovrebbe aver simboleggiato come l'epidemia fosse stata debellata. Una visita non frettolosa a questi luoghi ci riporta indietro ad atmosfere e dimensioni che si perdono nel passato remoto di questa terra. Un viaggio di secoli a ritroso nel Rinascimento, nell'Alto Medioevo, nell'età della comparsa dei primi coloni romani e della fondazione di Aquileia e nell'epoca di Carni e Veneti, che escono dalle selve e adorano Beleno, il dio del sole e delle forze della natura. Le piccole pievi di campagna, le chiesette votive, raccontano di uomini e di santi, di leggende popolari e di grandi avvenimenti, regalando un grandioso affresco della vita e della storia del Friuli.